Bentrovati con Ore 7, il momento dell'ospite. Abbiamo in studio professor Cevolin, buongiorno. Buongiorno. Professore aggregato di istituzioni di diritto privato, pubblico, mi scusi, all'Università di Udine, presidente di storia e coordinatore dell'Imes Club regionale. Allora, la settimana scorsa Storia, l'istituzione che lei presiede, ha portato in Friuli Aurelio Argemì, che è il fondatore del Siemen, che sarebbe il centro per le minoranze linguistiche nazionali di Barcellona, che però è nato in Italia quando lui era in esilio, insieme all'abate Scarré. Sì, perché era stato esiliato da Franco perché appunto proponeva l'autonomia della Catalogna, e l'abbiamo intervistato la settimana scorsa, e Argemì ha dato un bel 5 all'Italia in tema di tutela delle minoranze linguistiche. Volevo chiedere se lei è d'accordo con il professore, se dà un voto maggiore o superiore allo Stato italiano. Ma Argemì si è riferito all'autonomia sulle lingue che ha la provincia di Bolzano, diciamo sul Tirol, dove grazie a soprattutto degli decreti legislativi di attuazione dello Statuto Speciale di Autonomia c'è stato un grande avanzamento sotto tutti i versanti, sia della lingua ma anche di altri settori dell'autonomia. Scusi, aggiungiamo che anche i ladini stanno progredendo. I ladini stanno progredendo in anche perché viene interpretato in maniera estensiva anche la legge 482 del 1999 lì, e veramente sono molto avanzati. Noi facciamo subito l'esempio per quanto riguarda la lingua friulana. La sentenza della Corte Costituzionale del 2009 ci ha detto che con legge regionale non potevamo prevedere nemmeno un'ora di insegnamento della lingua friulana a scuola, e che lo dovevamo fare con i decreti legislativi di attuazione dello Statuto. Voi sapete se per caso è stato approvato qualcosa di decreto legislativo di attuazione dello Statuto su questo versante? No, è tutto fermo, e questo è un grave problema. Cioè, la Corte Costituzionale ci ha detto come fare per istituzionalizzare il friulano un po' nella scuola, e qui purtroppo c'è la commissione paritetica, cioè dal 2009, chiedo scusa, al 2017 sono state diverse commissioni paritetiche, non abbiamo avuto la capacità di fare un decreto legislativo di attuazione dello Statuto che implementi su questo versante. A scuola. Quindi diciamo che il suo voto è un pochino più severo. Il voto è molto severo perché tante proteste, tante cose così un po' verbali poi, e poi nelle cose concrete. Senta, Argemì viene da un territorio molto autonomo che è la Catalogna, che tra l'altro tra pochi mesi si esprimerà sull'indipendenza da Madrid. La Catalogna può essere preso come un esempio di autonomia appunto legata alle lingue minoritarie. Cosa ci mancano i friulani per essere catalani? Qui un po' direi che, allora, intanto ci manca la consapevolezza di essere un popolo, perché non basta la lingua. I catalani, che comunque applicano una legislazione, degli interventi molto pesanti a sostegno della lingua catalana, comunque non riescono a invertire la perdita di parlanti in catalano. Ecco, quindi non è sufficiente avere una lingua e cercare di resistere. Loro hanno come nemico la lingua castigliana, sì, diciamo, lo spagnolo, che è una lingua molto a livello internazionale, che molto parlata, perché in Sud America contende l'inglese, ecco, perché sì, anche negli Stati Uniti, l'America centrale, sì, e il Messico, insomma. I sudamericani non parlano facilmente l'inglese e casomai e viceversa. Sì, fanno eccezione i brasiliani che parlano simil portoghese. Però ecco, questa è la dimostrazione. Allora, vediamo un po' su questo aspetto. I catalani sono il
100° popolo nel mondo come numero di abitanti. Diciamo. Ma su internet si può dire dai 7 milioni agli 11, insomma ci sono varie a seconda di come si considera País Catalans oppure la Catalogna nel vero senso della parola, i parlanti, insomma sono vari. Ma l'aspetto importante è che nonostante siano il 100° popolo, su internet sono il 20° e infatti c'è la traduzione di Google, il traduttore di Google traduce gratuitamente in catalano. Perché sono la 20ª lingua. Questo vuol dire che, vedete, impegnarsi in questi temi fa avere dei vantaggi automatici ai catalani, per esempio. Perché? Perché non hanno bisogno di avere una lingua franca, in sostanza. Di avere una lingua franca, non hanno bisogno di avere finanziamenti, di finanziare un traduttore su internet, così. Viene già fatto dal mercato addirittura. Perché? Solo per il fatto che i catalani parlano, hanno una grande voglia di affermarsi come popolo, grazie forse anche alla dittatura che li ha pesantemente discriminati. E quindi c'è una reazione all'azione di Franco. E vanno in strada 1,5 milioni, 2 milioni di persone che si tengono per mano e attraversano tutta la Catalogna, sono ripresi dagli elicotteri, oppure vanno a Barcellona nella L, nel Paseo de Gracia e un'altra via, 1,5 milioni di persone ogni anno. Ecco, questo noi non ce l'abbiamo perché purtroppo dal terremoto, da quando abbiamo chiesto l'università di Udine, l'Università del Friuli, che è stato un momento molto importante per il Friuli. Con Presacco, con Petracco, quindi dei soggetti che si sono, come Cincinnato, sono scesi in campo e poi se ne sono andati via. Ecco, anche questo è un po' tipicamente friulano, molto bello anche per certi versi, fare però servizio senza prendersi poi questo è molto bello, personali. È molto bello, la società civile è meglio forse dei nostri rappresentanti da questo lato, però poi c'è bisogno di una mobilitazione un po' più stabile, ecco, non solo in queste occasioni che sono state per certi versi eroiche, però ecco, bisogna dare continuità a questo tipo di... Sul piano istituzionale cosa possiamo fare? Sul piano istituzionale io sono molto critico, purtroppo sono amico anche di Pannontin personalmente, quindi per un po' anche smesso di parlare assolutamente della legge sulle UTI, perché era come sparare un pochino sulla Croce Rossa, una legge che ha avuto 19, 20, non so quante riforme e continui riaggiornamenti, veramente. Ed è un modo anche questo di fare una normativa di legge troppo articolata e sbagliata, perché le leggi devono essere sintetiche, generali e non così. Ma da quel lato lì abbiamo da un lato perso la provincia di Udine che, volenti o nolenti, anche per il simbolo, i simboli contano, era l'Aquila e l'Aquila dal Friuli, quindi non è che si può, ed è un simbolo e a questo non si possono sostituire le UTI con le bandiere delle UTI, scusate, ma vabbè, lasciamo stare. Ma quindi abbiamo perso un soggetto elettivo, diretto con un presidente e un consiglio eletto direttamente, che rappresentava bene o male gran parte del Friuli, e adesso abbiamo solo... Mi permetto, che poi tra l'altro era importante, anche garantiva anche l'identità del Friuli occidentale, della destra tagliamento. Beh sì, ecco, su questo versante emerge subito il tema, per esempio, di attualità della Camera di Commercio di Pordenone, che non si sente di aggregarsi a quella di Udine, e quindi questo è un elemento, vedete come le province elette direttamente, c'è poco da fare, amministravano bene una parte molto modesta di bilancio pubblico, veramente 1,5% e così, e non erano certo i soggetti da eliminare per la casta e tutte queste cose. Ma a parte questo, dal punto di vista nostro del Friuli, in pratica adesso siamo ridotti così, non abbiamo degli enti esponenziali diretti, eletti direttamente del Friuli, abbiamo al massimo questa comunità linguistica friulana, cioè assemblea dei sindaci, che poi c'è anche per i tedeschi e per gli sloveni, però anche gli sloveni, a dire il vero, che io conosco e con i quali sono in contatto,
sempre, anche loro hanno votato contro la legge sugli utili, pur essendo in maggioranza, perché attraverso la perdita poi comunque delle province, questa cosa delle utili, hanno perso dei soggetti di rappresentanza, addirittura anche quelli della provincia di Trieste sono contrari. Perché attraverso la provincia comunque avevano degli elementi elettivi esponenziali importanti e quindi hanno votato contro loro la minoranza slovena, pur essendo in maggioranza. Dal punto di vista burocratico, sul fronte appunto delle minoranze linguistiche? Allora, dal punto di vista burocratico, noi per esempio come Università di Udine sono stato anche vice direttore del CIRF, cioè del Centro Interdipartimentale per la Lingua e la Cultura Friulana, e noi abbiamo cercato di portare avanti la gestione di dei finanziamenti per dei corsi ai dipendenti della pubblica amministrazione nell'ambito del pacchetto della 482. Ecco, su questo siamo noi e i sardi che riusciamo a spendere quei soldi. Adesso temo che siamo in una fase di arretramento notevole di questi finanziamenti. Perché? Perché i finanziamenti della 482, che erano partiti abbastanza significativi, con circa 10 miliardi addirittura, di lire, sono diminuiti praticamente a un quinto, se non meno, e quindi anche qui c'è come dire, una divaricazione. Hai la legge, ma attenzione, ogni legge poi deve essere ben finanziata. E per quanto riguarda per esempio gli enti locali, ci sono notevoli problemi, per esempio perché? Perché gli enti locali approvano sempre più tardi il bilancio e conseguentemente entrano anche in una situazione di rischio sulle spese correnti. Se si rompe una strada e siamo nei primi mesi dell'anno, il bilancio non è ancora stato approvato, non ci sono le risorse per aggiustare quella strada e quindi ci sono dei problemi notevoli dovuti alla modalità di gestione, per esempio. Questo è uno dei tanti elementi importanti della gestione del bilancio pubblico, che è veramente, poi per non parlare del patto di stabilità, per non parlare dei vincoli di bilancio, ci sono continue corse e ostacoli che veramente i sindaci sono degli eroi in questi tempi, perché veramente cercano di superare gli ostacoli in una maniera, diciamo, con una burocrazia che oggettivamente rema contro. Ecco, rema contro anche perché ne parlavamo io e lei, anche per avere un finanziamento pubblico, le carte e le difficoltà sono notevoli. Ecco, qui devo dire anche un po' c'è un accanimento della burocrazia regionale. Vediamo per esempio per quanto riguarda gli enti locali. Gli enti locali presentano delle domande di finanziamento e sono costretti a partecipare a dei bandi che tra l'altro sono sparpagliati durante l'anno, fanno questa corsa per cercare di ottenere qualche finanziamento e spesso gli viene finanziato il finanziamento che nella loro gerarchia di impegni è quello meno emergente, meno pressante. Quindi si trovano a gestire un finanziamento per una cosa che è la quinta, la sesta, la settima cosa e non riescono magari ad avere quelle più importanti. Ecco, queste sono delle discrasie un po'. Per esempio bisognerebbe pensare a una forma di rinegoziazione poi ottenuti i finanziamenti anche sulla base delle gerarchie, attraverso dei meccanismi di convenzione con la Regione, di dire, beh, è vero, ho ottenuto il finanziamento sulla viabilità, però la priorità è un'altra, cerchiamo con una convenzione con la Regione, sono aspetti di carattere tecnico rilevantissimi. Spostiamo i fondi dalle cose meno importanti a quelle più importanti. Bisogna con l'accordo della Regione questa cosa qui, ecco. Bene, il tempo a nostra disposizione è scaduto, ringraziamo il professor Guglielmo Cevolin di essere intervenuto. Grazie a voi. E adesso ci prendiamo un momento di pausa, la pubblicità.